Allora amici, buongiorno, eccoci qua col nuovo oroscopo del giorno giovedì 4 giugno 2020. Però prima di andare con la lettura volevo ricordare a tutti quanti voi che trovate i miei numeri nello scrollo, sia per consulenza nel privato, fatemi richiesta tramite WhatsApp per un consulto in privato di cartomanzia, costo 30 euro riservatamente privatamente per chi ha bisogno. Mentre per coloro che hanno l'esigenza di parlare con me per un ritorno d'amore, per un legamento d'amore, perché mi occupo anche di quello, legamenti e ritorni d'amore, quindi basta chiamare i numeri che vedete sovraimpresso nello scrollo e raccontarmi la vostra storia, e vado ad analizzare la vostra storia, dopodiché vi darò una conferma di come è possibile aiutarvi, qual è la procedura da eseguire. Ok? Allora andiamo con l'oroscopo di giovedì 4 giugno 2020. Ariete. In questo giorno le stelle sono generose, Venere torna favorevole al vostro segno. Se volete fare chiarezza in amore è il momento giusto, quindi le stelle sono favorevoli, quindi oggi questo bellissimo giovedì sarà un giovedì favoloso per voi del segno dell'Ariete, perché le stelle saranno molto generose con voi, quindi vi saranno molto favorevoli. Quindi gli astri saranno dalla vostra parte, quindi oggi è una giornata sì per voi del segno dell'Ariete. Se volete fare chiarezza in amore è il momento giusto, quindi se dovete chiarire qualcosa col vostro partner fatelo oggi, perché è il giorno favorevole anche in questo. Poi potrete portare avanti un progetto per il futuro. Buon momento anche per i single che stanno preparando progetti importanti. Sul lavoro, fase di rinascita nel settore professionale. Per chi lavora nella creatività, tutti i progetti che nascono in questo periodo possono avere fortuna. Quindi tutti i progetti che andranno in cantiere in questo periodo saranno positivissimi. Il segno del Toro. Le stelle vi invitano a guardare dentro di voi e a concedervi più libertà di amare per riaffermare le vostre esigenze di vita. Quindi dovete guardare un po' più dentro di voi, sapere cosa volete questa mattinata, questa giornata, per potervi concedervi più libertà nell'amare. Ok? Nel dare il vostro amore e guardare bene quali sono le vostre esigenze sentimentali. Se siete diffidenti, la colpa è delle esperienze negative, però. Anche i single vorranno provare nuove emozioni e ricevere altre risposte. Nel lavoro, invece, nel corso di questa giornata, se avete lavorato bene, potreste ricevere una notizia importante. Favorite i nuovi progetti. Auguri per voi allora. Il segno dei Gemelli. Marte e Venere sono pronti a regalarvi una giornata positiva dal punto di vista sentimentale, quindi anche per voi gemellini gli astri vi sono favorevoli in questa giornata, lì prontissimi a farvi un bellissimo regalo in ordine sentimentale, quindi sarà una giornata molto passionale. Evitate però di accedere a qualche discussione con la dolce metà.
restate calmi, fate andare la barca come vuole oggi. I single potranno approfondire le nuove conoscenze senza chiudersi nel loro guscio. Nel lavoro risolverete una questione non chiara con qualche collega. Meglio parlare appartatamente piuttosto che nascondere vecchie ruggini. Cacciate fuori quello che avete dentro e vedrete che le cose andranno a gonfie vele. Cancro. Nel corso di questa giornata può nascere qualche conflitto in amore. State attenti alle tensioni, qualcuno potrebbe desiderare di vivere una piccola trasgressione oppure cercare relazioni senza impegno, ok? Quindi è una giornata un pochettino una giornata piena di litigi, una giornata dove avrete degli scontri anche a carattere familiare, quindi fate attenzione, rilassatevi, fate passare questa giornata. Nel lavoro proseguirete le iniziative lavorative che avete avviato, qualcuno si aspetta molto da te e i risultati non mancheranno, auguroni. Il segno del leone. Questa giornata inizia proprio bene ed è ideale per concedervi una fuga romantica con il partner. Quindi in questa mattinata prendete per i capelli il vostro partner e godetevi una giornata piena di trasgressione, perché anche quello ci vuole ogni tanto per alimentare i sensi. Non cadete nell'errore di trascurare la dolce metà. Venere illumina il cammino dei singoli e permette loro di recuperare il terreno. Nel lavoro Mercurio scioglie le tensioni sul lavoro e vi aiuta a dialogare con tutti. Oggi riuscirete a conquistare ciò che desiderate. Vergine. Le stelle promettono grandi emozioni, ma non lasciatevi bloccare dagli imprevisti. Quindi sì, gli astri vi saranno favorevoli, però non lasciatevi bloccare da alcuni imprevisti. Quindi oggi dedicatevi un pochettino più nel lato sociale. Le coppie ben collaudate penseranno a coccolarsi, quindi quelle di vecchia esperienza tenteranno a usare coccole, amore e affetto. Chi è single e cerca storie romantiche potrà contare sui nuovi incontri. Lavoro, in arrivo nuove occasioni di lavoro che vi permetteranno di arrotondare e migliorare i vostri guadagni. Bilancia, cercate di non reprimere le emozioni, aprite invece un dialogo costruttivo con la persona che vi sta più a cuore, quindi cercate di prendere a cuore e di essere più costruttiva nel dialogo col vostro partner in modo tale di creare nuove emozioni. Negli ultimi tempi le frequentazioni del single lasciano desiderare, ma attenti a non confidare a chiunque i vostri segreti. Lavoro, si prospetta una situazione molto rassicurante per le vostre finanze. Avete voglia di raggiungere mete importanti. Scorpione, giornata buona per i sentimenti, per voi del segno dello Scorpione. Andrete d'accordo col partner e cercherete di assecondare ogni cambiamento. Quindi oggi è una giornata che è tutta in mano a voi e dovete solamente saper tirare i fili, i famosi fili. Molti potranno avere a che fare con un ex che non vuole arrendersi. I single dovranno impedire le pettegolezzi che girano attorno a una frequentazione. Lavoro, oggi avete l'impressione che qualcuno cerca di ostacolarvi, ma magari siete solo nervosi e stressati. Sagittario, se state vivendo una relazione instabile, di certo non fate nulla per rasserenarla, quindi siete monotoni, non fate niente per riavviare, per rigenerare questo vostro carattere oggi, questo vostro
modo di condurre questa giornata. Guardate in fondo al vostro cuore e cercate di capire cosa volete veramente oggi. Per i singoli è il momento buono per fare progetti, cercare di porre solide basi per un futuro migliore. Lavoro e il vostro carattere egocentrico potrà trovare contrasti con qualche collega. Evitate di sentirvi al centro del mondo. Capricorno, oggi Marte regala passione ed emozioni. Oggi è una giornata di emozioni per voi del segno del Capricorno. Siete carichi, pieni di entusiasmo. Se state vivendo una relazione a distanza, non fatevi abbattere dalla malinconia. I single saranno chiamati da Venere a fare una scelta importante che darà modo di manifestare i sentimenti. Lavoro, sono in arrivo nuove promettenti collaborazioni che vi consentiranno di fare quel salto di qualità a cui aspirate da tempo. Acquario. La sfera sentimentale procede alla grande e ci saranno grandi possibilità di progettare il grande passo. Quindi nei sentimenti non ci sono problemi, oggi vi sentirete belli e carichi, dovete solo affrontare la giornata con molto entusiasmo e pensare al futuro per grandi progetti sentimentali, appunto. Chi lo farà sarà sicuro di aver incontrato l'anima gemella. Chi è single e in carica di nuove amicizie sarà molto fortunato. La giornata non sarà noiosa. Nel lavoro i pianeti sono a favore della vostra crescita professionale e sono in arrivo ottime opportunità. E infine il segno dei pesci. Le stelle annunciano momenti difficili in amore, quindi giornata non positiva, quindi prendete le cose con molto alla leggera, non vi impegnate molto, ormai siete diventati solo monotoni. Proprio quando tutto sembrava perfetto comincerete ad avere delle gravi incomprensioni. I single avranno una grande alleato di Venere e riusciranno a dare il meglio di sé in tutti i settori. Sul lavoro vi adatterete alle nuove situazioni e riuscirete a raggiungere obiettivi professionali importanti. Scegliete collaborazioni fruttuose. Bene, bene, bene. Allora, e così era l'oroscopo di giovedì 4 giugno 2020. Io vi ringrazio per la vostra gentile collaborazione nel sentire ogni giorno il mio oroscopo e vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora più o meno col nuovo oroscopo del giorno. A tutti voi, che le stelle siano sempre con voi e a sentirci a domani.